Allora, Santa Maria delle Grazie, vi chiederete perché comincio con Santa Maria delle Grazie? Perché è strettamente legata alla storia di Sacca Sessola. Santa Maria delle Grazie ha una storia antichissima, è passata da un ordine monastico ad un altro, è un'isola molto antica, eppure fu molto sfortunata. Perché? Perché nel 1806, in epoca napoleonica, come tante altre isole, come tanti altri luoghi sacri, venne secolarizzata. E oltre a essere secolarizzata, a metà Ottocento fu utilizzata come polveriera e durante la rivoluzione di Manin scoppiò, per cui non restò nulla di questa bellissima isola che voi vedete nel sottofondo. Ma la sua nuova storia comincia nel 1890, quando il comune nomina una commissione di medici e ingegneri per scegliere il luogo per un ospedale per contagiosi. E la scelta accade appunto nell'isola ormai distrutta di Santa Maria delle Grazie. Vediamo qualche immagine di com'era nelle incisioni di Vincenzo Coronelli del 600. Era carica di orti, era un luogo di contemplazione e anche di vita monastica, ma non lo era più. E quindi alla fine dell'Ottocento si decide di costruire una nuova storia. Le esigenze erano cambiate, le esigenze della città, erano quelle di cercare di isolare i malati infettivi che venivano ricoverati all'ospedale civile e che erano un pericoloso focolaio di contagio. Si scelse, ogni volta che scoppiò un'emergenza, si scelse l'Abbazia della Misericordia, che nelle relazioni dei medici è un luogo molto vituperato. Perché? Perché è disorganizzata, perché non ci sono le condizioni igieniche e fortunatamente nel 1894 era scaduto l'affitto e il comune non lo rinnova più. Dunque si comincia a por mano alla isola di Santa Maria delle Grazie. Nel 1906 si apre l'ospedale con 2 padiglioni dediti solo ai tubercolosi. Quali erano gli altri contagiosi? Ma c'erano state per tutto il secolo precedente i vaiolosi, ma poi era comparsa nel 800, oltre al colera, che però sappiamo che aveva trascinato la città in una situazione di emergenza analoga a quella delle pestilenze, ma poi c'era la difterite, poi c'era la scarlattina, c'era il morbillo, insomma tante altre malattie esantematiche che erano contagiose. E quindi ecco che la scelta di un'isola come Santa Maria delle Grazie cadeva proprio, diciamo, opportuna, e nel costruire questi 4 padiglioni 2 vengono riservati ai tubercolosi. La tubercolosi è una malattia che si era molto diffusa e che poi fra l'altro avrà un'escalation successivo durante le 2 guerre mondiali. La ubicazione dell'isola è favorevole perché è abbastanza vicina alla Giudecca, è fra le Grazie e il Lido, facilmente raggiungibile ma abbastanza isolata. Dal 1906, vi dicevo, quando si apre questo padiglione, questi 2 padiglioni si aprono per i tubercolosi, al 1914 però la situazione muta ancora. Perché? Perché si ritiene che non sia sufficiente la collocazione dei tubercolosi e non sia opportuna assieme agli altri malati contagiosi. Perciò vengono trasferiti i tubercolosi a Sacca Sessola e le sorti delle Grazie passeranno poi con il civile e resteranno sempre legate però alle malattie infettive. Vedete come la laguna di Venezia offra con il suo arcipelago della cura delle opportunità anche di differenziare i vari utenti del soccorso sanitario.
Queste sono ancora delle immagini delle Grazie che furono poi dismesse nel 1979 e adesso sono vendute. Una cosa particolare è che la Cavana, che ancora voi vedete passando in barca all'esterno, fu estrapolata dall'isola perché rimase del demanio, perché si ritenne che fosse importante e utile per i naviganti in difficoltà con le turbolenze atmosferiche. Quindi si potevano ricoverare e non era soggetta a quelle regole di isolamento cui soggiaceva invece il resto dell'isola. Del resto la Cavana era accessibile dall'esterno e non aveva poi collegamento con l'interno. Questa è Venezia, queste sono anche le particolarità della nostra laguna. L'isola è stata venduta nel 1999. Quindi adesso seguiamo i nostri tubercolosi. Andava fatta la premessa per capire da dove venivano questi tubercolosi, per i quali del resto già si era pensato ad una collocazione ad hoc. Sacca Sessola. Sacca, come nella tradizione veneziana, è un luogo che fu riempito di macerie o di materiali di riporto. E in effetti Sacca Sessola nel 1870 e negli anni immediatamente successivi venne costituita artificialmente con la terra scavata dai canali della stazione marittima. Si decide cioè di creare la stazione marittima, prolungamento delle Zattere, ma si devono scavare i fondali perché devono arrivare le navi e quei materiali di riporto in una città che è contornata dalla sua laguna devono essere messi da qualche parte dove non nuociano agli equilibri idrogeologici e dove possano costituire un'altra terra emersa. Nasce Sacca che viene chiamata Sessola per questo aspetto di Sessola, cioè di quello strumento di legno che viene usato da gondolieri e da barcaioli per vuotare l'acqua dal fondo della barca. Quindi Sacca Sessola comincia la sua vita come un luogo di, non dico rifiuti, ma di materiale di riporto e viene usata come deposito di carburanti. Passa la sua proprietà al comune, vedete la sua ubicazione e vedete anche la sua ubicazione accanto alle Grazie. È ancora più isolata, però la sua collocazione è più salubre ancora perché si pone in traiettoria delle bocche di porto di Malamocco, quindi dove spira l'aria di mare. E questo fa pensare che possa essere utilizzata appunto per i malati. Nel 1911 scoppia il colera. È il colera che ci racconta Thomas Mann in Morte a Venezia. Non so se vi ricordate il bel film di Visconti. E durante quell'epidemia di colera ecco che non si usa più la misericordia, ma si usa appunto Sacca Sessola. I suoi capannoni, si era già cominciato a costruire dei capannoni per uso ospedaliero, ma non erano stati terminati e quindi sono ottimi ad hoc per i colerosi. E nel 1914 si va avanti con i lavori e si inaugura il tubercolosario gestito dall'ospedale civile, con i malati che sono trasferiti dalle Grazie. Ecco come si ricompone così la storia delle due isole. Ci sono dei problemi con questi malati, è interessante leggere i resoconti. E perché? Perché intanto non amano essere isolati, sono tubercolosi poveri, malati poveri e molte volte, se sono maschi, sono anche le braccia che consentono il sostentamento di tutta la famiglia. Dunque l'isolamento coatto crea anche casi di insubordinazione. C'è uno che morsica un dito a un infermiere e i direttori che scrivono e dicono abbiamo bisogno anche di qualcuno che tuteli l'ordine.
Ma comunque l'organizzazione dell'isola nel 1921 addirittura cerca di creare anche una chiesa e si creano, guardate che bella, queste sono immagini recenti, l'isola adesso è della Marriott, è un albergo, ma diciamo che le forme restano perché è stata tutelata dalla sovrintendenza tutta l'isola per le sue qualità sia ambientali che monumentali. Quindi nel 1921 si crea anche una chiesa proprio per garantire tutti i servizi e nel 24 ecco che vediamo che il Comune di Venezia stipula questo accordo con la Congregazione di Carità in cui affida per 9 anni la gestione dell'ospizio per i tubercolosi all'ospedale civile. Notate, sono gli stessi anni in cui si sta creando al Lido l'ospedale al mare e i finanziamenti sono anche parzialmente ottenuti dalla stessa legge del 1919, una legge statale ministeriale che stabilisce dei finanziamenti pubblici per la costruzione di ospedali e di ospizi per la cura appunto della tubercolosi. Interessante vedere la convenzione perché nell'ospedale di San Marco si stabilisce che vengano curate tutte le forme di tubercolosi polmonare, al Lido invece c'era la tubercolosi ghiandolare e ossea, e poi, cosa interessante anche, all'amministrazione dell'ospedale, vedete, saranno dati anche i terreni coltivati. L'isola è grande, dispone anche di orti e si incentiva la creazione di una colonia agricola per impegnare i ricoverati, ma anche per rifornirli di cibi buoni e freschi. Questo è interessante perché il primo direttore, che è Giovanni Peloso, scriverà dei saggi molto interessanti, dei rapporti molto umani, molto interessanti sulla vita, sull'organizzazione della vita interna all'ospedale. E lui appunto dice, ci sono tre tipi di categorie, tre categorie che vengono ricoverate. Alcuni sono molto gravi e sono destinati a lasciare la vita in quest'isola. Altri sono, diciamo, quasi già cronici e sono destinati a restare per molto tempo, per lunghi periodi, e quindi bisogna cercare di intrattenerli anche per il loro morale con delle attività che li colleghino alla natura e quindi con delle officine anche, perché il lavoro è una distrazione ma è anche un modo per far passare loro proficuamente il tempo. E poi ci sono degli altri, l'ultima categoria, che sono quelli che hanno manifestato da poco i sintomi e che sono quelli che con una buona dieta e con un'aria buona possono recuperare la salute. Il problema alla base di tutto questo qual era? Come vi dicevo, toglierli dal loro contesto, sono di solito persone povere e dunque cercare di fare in modo che anche le loro famiglie possano avere di che sostentarsi. Ma ancora nel 19 noi abbiamo solo questa legge che sostiene le pubbliche amministrazioni nella creazione di questi luoghi. Nel caso di Sacca Sessola, mentre nel caso dell'ospedale al mare si tratta della filantropia che ha creato un consiglio dei patroni, si tratta di province, si tratta di concorso di persone singole o di istituzioni create ad hoc che finanziano l'ospizio marino, poi diventerà ospedale al mare. In questo caso invece è il Comune di Venezia. A chi si appoggia? Si può appoggiare solo all'ospedale civile, anche perché gli sta risolvendo un problema non da poco. All'ospedale civile c'erano molti ricoverati, una media di 50 tubercolosi che si cerca ovviamente di togliere dall'ospedale perché sono un focolaio pericoloso.
Non solo, ma c'è una mortalità piuttosto elevata. Proprio il dottor Peloso scrive: all'ospedale civile c'era una mortalità del 45%, qui si è subito abbattuta al 33%. Perché? Perché ci sono gli spazi adatti, perché ci sono le terapie, poi c'è un corpo medico dedito alla cura. Corpo medico che deve vivere all'interno dell'ospedale. Quindi non era cosa facile, ma d'altro canto era doverosa. L'ospedale aveva un approdo e aveva un vaporino che andava, e 2 volte alla settimana il vaporino era al servizio dei parenti dei malati che andavano a trovarli. Questo è quello che è rimasto, come si è trasformata la darsena del vaporino, l'approdo, e questa è la casa del medico direttore. Quella grande torre che ci fa distinguere da lontano l'isola è per la raccolta dell'acqua. Era piovana una volta, poi dopo invece fu dal 1931 fu anche approvvigionato dall'acquedotto. Ma anche per Saccasessola ecco che si mobilita la pubblica beneficenza, cioè si mobilitano i volenterosi, le persone di buon cuore, che vogliono fondare il padiglione ricreativo dedicato a San Tommaso d'Aquino. Quindi nell'agosto del 21 nasce questo comitato pro padiglione ricreativo da crearsi dentro l'ospedale San Marco. Vedete tanto di opuscolo. Pensiamo noi, il Consiglio d'Europa pensa di inventare le passeggiate patrimoniali, ma in realtà fanno una passeggiata a Venezia e una a Mestre, proprio per rastrellare le donazioni. E tanto fanno che il 23 settembre 1922 si posa la prima pietra del ricreatorio. Uno degli artefici è il cardinale La Fontaine, Pietro La Fontaine, che sarà presente anche all'Ospedale Marino del Lido, e un altro è il commissario straordinario, che poi sarà sindaco di Venezia, Davide Giordano, chirurgo all'ospedale civile, primario chirurgo. E questo è il risultato, non da poco direi, un bel ricreatorio che all'interno ha un teatro e altre 2 piccole sale conferenze che sono state conservate ancora attualmente, diciamo, nella loro proporzione e bellezza. Prenderà poi il nome di dopolavoro perché con il potenziamento delle officine ecco che fungerà da punto di ritrovo per tutti i ricoverati, quindi anche da dopolavoro. E questa è l'immagine attuale. Come vedete il restauro conservativo è stato effettuato a puntino. L'inserimento nel contesto è un inserimento pregevole, perché il contesto dal punto di vista climatico-ambientale, come vi dicevo prima, è assai favorevole e proprio davanti al ricreatorio noi abbiamo un oliveto e dietro, nel retro del ricreatorio, abbiamo tutti gli orti. Una citazione: Saccasessola, 200 e più tubercolotici stanno qui raccolti, nel silenzio maestoso della laguna. Fra essi molti hanno contratto il morbo nelle fangose trincee, lassù dove si combatteva e si moriva per un ideale purissimo di giustizia e di civiltà. Perché, come vi dicevo, nella guerra del 15-18 la tubercolosi si diffuse moltissimo. Non solo l'asiatica miete moltissime vittime, ma su quei corpi debilitati dalle battaglie, dalla fame, dalle trincee, si diffuse molto la tubercolosi. E quindi ecco che molti di questi giovani vennero a ritemprarsi le forze. E ancora racconta: i tubercolotici di Venezia e della regione veneta sono raccolti in vasti e arieggiati padiglioni. Ecco, l'aria, il sole, la luce sono il medico migliore. E ancora in un resoconto del Peloso ritroviamo che le sue annotazioni sulle medicine che si adottavano allora, adesso non sto a specificarvi, ma erano delle medicine che secondo lui e secondo altri autorevoli medici del tempo
erano inefficaci se non addirittura dannose. E quello che rimarca è appunto che un modo di vivere, una dieta buona e un'aria sana sono le uniche forze sananti che possono produrre una terapia e dei risultati. Vediamo da un lato gli uomini, dall'altro le donne, in mezzo ombre d'alberi e profumo di fiori, d'intorno le sponde brevi dell'isola bagnate dalla laguna. Questo è ancora l'oliveto, pregevolissimo, che ancora è sopravvissuto, e queste sono le immagini dell'epoca. Ospedale San Marco, vedete la nuova veranda, questa è maschile, la foto è un po' fanè, ma sono quelle fotografie appunto del 1926. Questi sono particolari, guardate il porticato molto, molto alto e l'ora di riposo all'aria. Questi sono gli edifici sopravvissuti oggi restaurati e questa invece è la parte femminile, la veranda femminile. Davanti vedete le rose e i fiori che hanno lo scopo appunto di profumare l'aria, di renderla ancora più salubre. E questi sono due lavori di Giovanni Peloso, nei quali sostiene da una parte, vedete, tubercolosi e lavoro, valore sociale del lavoro nella cura della tubercolosi. È lui che si batte per la creazione dei laboratori, il laboratorio di San Marco. E poi quest'altra pubblicazione che è molto interessante, perché parla delle lacune nella lotta contro la tubercolosi. Siamo negli anni 1927, no? Perché, e che cosa dice in questa pubblicazione? Parla del lido, dell'utilizzo dei bagni di mare, della spiaggia e della villeggiatura e sottolinea come le prostitute siano molto pericolose perché frequentano i bagni, frequentano la vita mondana, non hanno alcun tipo di controllo e molte volte non sono fortemente sintomatiche e quindi fungono da veicolo di contagio. E quindi cerca anche di far capire come sarebbe importante che i medici segnalassero i casi di tubercolosi e la cosa poi avverrà perché passerà la legge che inviterà i medici a segnalare i casi di tubercolosi. Ma vediamo ancora, qui vedete le officine, era un'organizzazione pregevole, era un fiore all'occhiello dell'assistenza ospedaliera non solo lagunare ma veneta, questo ospedale di Sacca Sessola, che però non dura molto. Ma vediamo sempre nel rapporto Peloso quante persone c'erano. Lui redige questo rapporto dal 24 al 27, cioè negli anni in cui è direttore. Sono 4 anni e vediamo entrati. Nel primo anno 602 persone, poi 552, 564, 522. Ne escono parecchi però. Guardate la colonna vicino. 368, 340, 364, quindi la metà, c'è un turnover. Ma ne muoiono anche parecchi. Muoiono 27%, vedete? Cioè 229 il primo anno, 208 il secondo, 192 il terzo, 167 il quarto. Però una percentuale sempre in diminuzione. E la percentuale la vediamo nella ultima colonna e lui dice infatti che è in diminuzione soprattutto rispetto alla percentuale dei morti che c'erano all'ospedale civile. Quindi qualche risultato, anche più di qualcuno, si è ottenuto. Ma ancora una legge che pone l'Italia al centro delle normative nella lotta alla tubercolosi. Nel 1928 questa legge, 1132,
istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la TBC. Ma direte, bella trovata, l'avevano già istituita in Germania. Però in questa assicurazione, oltre alla cura degli assicurati, si prevede anche la contribuzione sia nel periodo del trattamento, quindi eventualmente del ricovero, che nel periodo successivo alle cure, quindi della convalescenza, estendendo le tutele a familiari e conviventi. Quindi la lotta che si sferra alla tubercolosi a livello legislativo in quest'anno e con questa legge è fondamentale, perché si cerca di togliere le motivazioni all'occultare il male, perché se si pagano solo il soggiorno in sanatorio, ma anche la convalescenza, e se si assicura una rendita ai parenti che restano e che morirebbero di fame, è chiaro che si invita ad accettare il ricovero sanatoriale. E questa legge sarà molto importante e avrà delle ripercussioni in laguna. Perché? Perché nel 1931 noi ecco che abbiamo questa cessione, non sono ancora scaduti 9 anni. Vi ricordate? Il comune aveva dato all'ospedale civile per 9 anni la gestione di Saccasessola. Non è ancora, non si è concluso il ciclo, che il comune regala all'INPS, cioè all'Istituto Nazionale Previdenza, che gestisce queste assicurazioni, regala l'isola. Perché per inserire il sanatorio all'interno della legge nazionale è inutile che continui a gestirlo un ospedale civile, ma è opportuno che lo faccia direttamente il Ministero, quindi la Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali, che rileva l'isola e crea un sanatorio che sarà un modello per tutta la nazione. Questo sanatorio nel 1936 è inaugurato da Vittorio Emanuele III e viene dedicato a De Giovanni, Achille De Giovanni, che è uno dei pionieri del studio della lotta antitubercolare. È capace di contenere 440 malati, ha una darsena e un grande monoblocco immerso fra giardini e orti. Dispone di officine, fra l'altro alcune strutture le prende direttamente dal Sanatorio San Marco, ma anche una centrale termica, il dopolavoro, il teatro, il cinematografo, si porta anche il cinematografo. Quindi veramente un luogo di eccellenza, che è rimasto tale quale anche nell'utilizzo ospedaliero. Questa è la darsena dall'alto e quella a sinistra, vedete ancora la villa del direttore che resta. Questa è l'immagine di Achille De Giovanni, che era nato a Sabbioneta nel 1938 e che muore a Padova, era morto già nel 1916. E questa è una chicca, è una cartolina. Succedeva che i ricoverati mandassero delle cartoline e c'erano le cartoline con l'ospedale sanatoriale, vedete, il lato interno, INPS, e scrutiamo anche questo momento di intimità. Saccasessola, 10 febbraio 1957, caro Checo, il suo amoroso Francesco, perché non mi hai più risposto alla mia ultima lettera? Fino ad oggi ho atteso tue notizie, giorno io penso già male, scrivami presto, non sei mai stato così tanto senza scrivermi, tempo domani segue lettera. Ti mando tanti bacioni con 2 C, Frida. Ecco, questo è uno degli spaccati anche così intimi che ci viene narrato da questa cartolina. Ma la cartolina era un modo, oggi si farebbe un post, era un modo per comunicare con gli affetti che erano all'esterno. Queste sono delle altre immagini appunto del monoblocco interno, dell'accesso. L'isola appunto, come vi dicevo, fu dismessa nel 1979. Vedete anche l'impostazione sempre a grandi arcate verso la laguna e verso il mare e la bocca di porto, e ancora l'isola da lontano.
diventata albergo e le hanno cambiato anche il nome. Oggi si chiama Isola delle Rose perché forse il nome di Sacca Sessola non volevano più ricordare e non volevano ricordare il nome del suo passato. Credo invece che sia importante in questo Ateneo, che deve la sua nascita e la sua mission al ricordo, alla memoria della nostra storia, che sia opportuno ricordarne la storia, che è tutt'altro che spregevole. Ma ritorniamo alla nostra laguna. Io adesso vi faccio anche un'altra liaison. Prima vi ho fatto il collegamento con le Grazie, oggi vi faccio anche il collegamento con un'altra isola, che non è un'isola appartata, ma è un'isola inserita nella città. È una città che, come vi dicevo, ha avuto San Lazzaro per gli lebbrosi, il Lazzaretto Vecchio e il Lazzaretto Nuovo per gli appestati, ha avuto l'ospedale civile, ne ho parlato nelle altre lezioni, l'ospedale degli incurabili per i sifilitici, l'ospedaletto, poi Poveglia, che ancora è stata stazione sanitaria per la peste, San Servolo, ospedale militare e poi ospedale per i malati di mente maschili, San Clemente per le pazze. Tutta la storia di queste isole voi la trovate con anche le referenze bibliografiche nel libro Venezia, la salute e la fede. Ma vi volevo parlare di un'altra isola della salute, che è stata l'isola dell'accoglienza e della cura degli ultimi fra gli ultimi, cioè dei vecchi malati cronici, poveri ovviamente, cioè il GB Giustinian. Come nasce il GB Giustinian? Nel 1889 moriva Elisabetta Michel Giustinian. Vedete, sono gli stessi anni in cui ci si occupa dei tubercolosi, in cui ci si occupa dei malati contagiosi. I poveri cronici non sono contagiosi, ma sono i poveri che, oltre a essere affetti da malattie incurabili e quindi da assoluta impotenza fisica, sono anche affetti dalla povertà. Quindi manca loro proprio tutto. Quindi Elisabetta Michel Giustinian, che era moglie di Giambattista Giustinian, che sindaco di Venezia, tutti e due erano stati perseguitati dal regime austriaco perché avevano lottato per la libertà di Venezia. Bene, per testamento nel 1888 scrive: voglio che le rendite delle mie tenute di Busco, Porto Buffolè e Fossà di San Donà vengano erogate alla istituzione di un'opera pia in Venezia. Dovrà portare il nome di Giambattista Giustinian allo scopo di ricoverare poveri malati cronici. Ma le rendite sono pochine, non bastano proprio. Questo è suo marito, che era appunto morto nell'88, lei muore nell'89 e, siccome è una donna accorta, scrive: questa pia fondazione sarà diretta da una commissione di 3 membri nominati dal Consiglio Comunale, cioè vuole un riferimento istituzionale. Ma i soldini sono pochi e interverrà invece Marco Giulio Balbi Valier, nato nel 1932, muore nel 1890, pensate, per la puntura di un insetto. Muore improvvisamente. Il Balbi Valier non ha figli, ma sua moglie ha dei figli, sono i Sammartini, Giulio Sammartini e a sua volta poi i suoi figli. Lui lascia l'abito palazzo in Sant'Agnese di Venezia con annessi orti, giardino e mobilie a favore di quell'amata città, perché vi venga fondata una casa di ricovero per malati poveri cronici, però cattolici e incurabili. Di essa, cioè che siano veneziani, e questo quale omaggio e riconoscenza dei molti tratti di comportamento e di benevolenza senza mio merito colà ricevuti. Lui non era veneziano e si era trovato molto bene, quindi ritiene di dover lasciare il suo palazzo, che non è una dimora da poco, eccolo qua sul Canal Grande, a Sant'Agnese. Però anche lui è un uomo accorto, non lascia così i suoi patrimoni. Lui dice: vi si costruisca un'opera pia diretta dal patriarca e dal sindaco, quindi potere laico, potere religioso,
intitolata Ospitale Balbi-Valier. Quindi gli scopi sono quegli stessi che aveva già indicato anche la nostra prima donatrice. Però lui dice anche: in caso di inadempimento delle volontà, il palazzo vada al mio erede Giulio Sammartini e ai suoi successori, evitando il pericolo che la casa dei miei maggiori vada venduta e vada in mani straniere. Cioè, si fida del potere laico religioso, però se non fanno quello che lui ha deciso, pensate che all'epoca della Repubblica c'erano a garantire che gli scopi dei donatori fossero osservati, c'erano niente poco di meno che i procuratori di San Marco. Morta la Repubblica, c'erano solo le autorità politiche e religiose. E poiché il palazzo era molto bello, molto pregiato, ma non si poteva trasformare in una residenza per anziani cronici, allora il comune accettò l'offerta di Giulio Sammartini, suo figliastro, di 125.000 lire per costruire altrove l'ospedale per i cronici. E la scelta, quindi, per fare una scelta, si costituì un ente morale. Ma nel frattempo altri donatori si aggiunsero al Balbi-Valier e alla prima donatrice. Per esempio un banchiere, Gaetano Fiorentini, 1 milione di lire lascia nel 1900, e ancora una Regina Martini vedova Colauto nel 1902, sono delle cifre strepitose. E questo consente di scegliere una zona che è vicino a Rio di Ognissanti. E è la zona appunto in cui si trovava il convento di Ognissanti. Così nel 1904, proprio nell'attuale sede dell'ospedale GB Justinian, si posa la prima pietra. L'ingegnere è Attilio Cadel, e ecco che si posano le premesse per creare l'ospedale per i cronici. Saranno lavori, ecco vedete anche la benedizione della posa della prima pietra il 2 aprile 1904, tutte le operazioni seguenti, la chiesa che ancora c'è, che è pregevole, che è la chiesa antica. Iniziano i lavori, poi lungo la fondamenta di Ognissanti, il rinforzo della fondamenta e la costruzione, vedete, in fondo l'ospedale. Eccolo, la chiesa viene restaurata, ma resta quella dell'antico convento. Nel 1909 sono state spese 1.500.665,45 lire. Posti letto 400. A destra voi vedete, alla sinistra il chiostro, a destra voi vedete una delle sale per i poveri che vengono accolti. Ma ben presto ci si rende conto anche che un ospedale può avere delle rendite sue se crea un'ala per dozzinanti. E il problema della vecchiaia ce l'hanno anche gli strati più abbienti. Per cui si prolunga l'edificio verso Calle San Barnaba, per intenderci, si fa una sopraelevazione nel 1931 e si costruisce il nuovo padiglione per i dozzinanti. A sinistra noi abbiamo tutte le tariffe, non so se si vedano, vedete? Padiglione speciale dei dozzinanti, le tariffe, le norme generali, quello che viene richiesto, l'atto di nascita, il certificato medico, lo stato di famiglia. Ovviamente non sono ammessi gli ammalati affetti da malattie contagiose mentali, ci sono le isole apposite per quei tipi di malati, poi c'è il deposito dei valori e così via. Quindi l'ospedale Justinian cresce e pensa di affidare al futuro anche la memoria dei propri donatori, creando delle lapidi monumentali, non so se le ricordate, proprio nel corridoio. Questi sono i vari nomi, e questi le lapidi che vennero apposte nel corridoio che
circondava il pozzo centrale. Purtroppo nel 2015, in una visita all'ospedale, si ritrovano le lapidi a pezzi perché sono state divelte, come se si volesse cancellare la memoria di queste donazioni e la memoria anche di quel luogo. Qui è come erano nel 2015. Balbi Valiera addirittura nel togliere la lapide si era frantumata, anche era scomparsa l'immagine. So che Giovanni Sammartini aveva anche fatto le sue rimostranze con l'azienda ospedaliera. Così Gaetano Fiorentini, vi passo velocemente questo perché nel 2015 io qui organizzai anche un convegno su questi temi, sulla memoria scritta sulla pietra e sull'importanza che continuino a rimanere, in osservanza fra l'altro quelle che sono le leggi della conservazione dei beni culturali. Ecco, queste poi sono delle lapidi che continuarono con altre più piccole donazioni la lista dei grandi donatori. E fra l'altro, guardate, c'è anche Benito Mussolini fra i donatori. Vedete, c'è scritto anche che la sua donazione da offerta del Banco San Marco. Quindi continuava questa onda di beneficenza per i malati cronici poveri di Venezia. Queste sono anche delle immagini del Corriere del Veneto e della Nuova Venezia che segnalavano questo scempio e questa è la situazione oggi del chiostro perché a delle richieste di ripristinare le lapidi sono state attualmente messe delle fotocopie. Si dice che le lapidi sono nelle cucine. Speriamo che vengano ripristinate. Vi dicevo, nel 2015 è stato fatto qui un convegno sulle lapidi e sulla testimonianza appunto della storia scritta sulla pietra. Fra l'altro sempre in questo libro Venezia del saluto alla fede avevo fatto la storia di queste e altre testimonianze e però vi concludo, ringraziandovi per l'attenzione, con un esempio virtuoso. Fra tanti esempi che ci lasciano un po' perplessi, perché la storia di generosità, la storia di cura del prossimo, che la nostra città ci sa testimoniare attraverso le sue isole, attraverso ancora i suoi monumenti, attraverso le sue testimonianze sulla pietra, in qualche caso è una storia che viene anche, diciamo, conservata meno peggio, cioè non si sono trasformate tutte le isole in alberghi. San Clemente è diventata albergo, come Sacca Sessola. Poveglia si voleva avviarla ad una speculazione, poi adesso non si saprà che cosa succede. L'ospedale al mare lo si voleva trasformare in 2 resort, adesso sembra che ci sia il magnate tedesco, speriamo che riesca a realizzare questa rivitalizzazione che non sia invece una bieca valorizzazione in senso turistico, non sembra dalle premesse, ma vediamo. Bene, l'isola di San Servolo è almeno un esempio un po' virtuoso di un'iniziativa un po' particolare. Questo, vedete, è l'invito al mercoledì prossimo alla presentazione di questo mio libro proprio su San Servolo. Perché l'esempio di San Servolo diciamo che ci fa sperare che ci siano per questa città altre risorse oltre a quella della speculazione turistica, biecamente turistica. Perché a San Servolo, quando l'isola venne restituita e riaperta alla popolazione, non dimentichiamolo, fu manicomio, e poi però l'amministrazione provinciale decise che con la chiusura della legge Basaglia, la 180, ecco, l'isola doveva essere riaperta e utilizzata per varie istituzioni. Quindi fu utilizzata per il Centro Marghi internazionale, poi per la Venice International University, che accoglie corsi di specializzazione di 22 università di tutto il mondo. Però è ancora un parco aperto e è un luogo che
i veneziani possono ancora utilizzare. Ecco, che sia poi il meglio o che comunque non è un utilizzo biecamente alberghiero né un utilizzo universitario, diciamo, tradizionale, ma è un utilizzo internazionale. Vi aspetto mercoledì e ne parleremo. Grazie.